Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia, di seguito i titoli più importanti del pomeriggio. Oggi, proprio all'indomani della festa dei lavoratori, l'ennesimo incidente sul lavoro si è verificato a Floridia, nel Siracusano, dove un uomo di circa 60 anni è precipitato da una tettoia, perdendo la vita sul colpo. Sembrerebbero umane le ossa ritrovate stamattina a Marsala, nel Trapanese, nel tratto del lungomare vicino al parco giochi e alle spalle della stele dedicata alle partigiane, si attendono da parte delle autorità conferme sulla provenienza. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Ragusa. Sarebbero entrate in collisione in via Giorgio Lapira un'auto e una moto. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, un 14enne trasportato in elisoccorso all'ospedale Giovanni Paolo II. Scuole chiuse domani a Caltanissetta. Questa è la decisione annunciata dal sindaco Roberto Gambino. Il motivo della chiusura è la mancanza di acqua dovuta a un guasto alla conduttura idrica, che però sarebbe già in fase di riparazione. In chiusura il meteo, il sole resta protagonista in Sicilia. Per domani si prevedono un cielo sereno e temperature in media con quelle degli ultimi giorni. Il caldo maggiore si abbatterà su Catania e Siracusa con picchi di 25 gradi. E con questo è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Grazie per averci seguito, arrivederci.